Se perlomeno a parole l'idea di un'unione dei comuni dell'Alta Padovana piace a tutti o quasi, le modalità con le quali si sta sviluppando il progetto provocano più di un dubbio in alcuni primi cittadini. All'unione lanciata da Carmignano di Brenta e Fontaniva, che poi hanno esteso l'invito all'adesione alle altre amministrazioni comunali, c'è chi avrebbe preferito un percorso condiviso fin dall'inizio, non una presa d'atto di uno statuto già steso da altri. Carmignano e Fontaniva, anche per esigenze proprie dei loro comuni, hanno iniziato un percorso decidendo delle regole fra loro due comuni a seconda delle loro esigenze. È chiaro poi che ogni comune dell'Alta Padovana ha esigenze e bisogni diversi. Bisogna trovare alcuni punti, alcuni servizi sui quali partire e fare appunto gruppo magari all'interno di un'unione. Insomma, pare che per rendere effettiva l'unione si debba ripassarne assieme le regole. È chiaro che poi quando il percorso non è, come dire, condiviso o magari le regole del gioco non sono state stese tutti insieme, è chiaro che poi nascono sempre dei distinguo, anche se alle volte potrebbero essere facilmente superati e se si ha come mira e come obiettivo il bene del cittadino, è chiaro che ognuno deve rendersi disponibile a cercare una soluzione e a cercare un progetto, un'idea condivisa.